Io mi annoio molto. Vengo infatti qua dal barbiere 3 ore prima che lui apre, così mi annoio tanto e penso a Dio. Sono molto vicino in questo momento al mio È io. molto famoso il suo rapporto con la noia, ne ha parlato diverse volte. Ma da che cosa nasce questo suo attaccamento a questa dimensione di tedio? Guardi, non ho mai capito. A me piace la lentezza. Più lenta è una cosa, più mi affascina. Forse perché sono sempre stata una persona lenta, anche nel mangiare, nel guidare, nel Si dire. potrebbe dire che la sua è una ricerca filosofica, una ricerca di se stesso alla fine. Ma in realtà non mi sono mai trovato. Io sì, mi cercavo quando ero più piccolo, ma ora ho smesso, mi sentivo. Mi faccia capire, quando lei fa un film, quando lei immagina un film, come fa? Che cosa pensa? Cosa si immagina? Cioè, si basa su qualcosa della realtà o è tutto un'invenzione, una sua idea inventata? Ecco. Si apre la scena con una sedia vuota, stacco, un barocchino che arretra e che cade per terra, stacco, una suora nana che ride e fumonsicano. Ma vengono immagini così. Quindi è un suo rapporto fra il suo io, la noia e Dio. È un suo rapporto mistico, ontologico. Lei pensa, quindi crede di esistere. Questo è il suo rapporto con il cinema. Esistere nel cinema, nell'immaginazione del suo io. Questo è. Ma faccio film a tempo perso perché ne annoio. Questo è quello che mi. Sì, sì, sì. Cosa mi dice invece del suo rapporto con la sua città, Napoli? Lei si sente appartenere a Napoli? Oppure pensa di essere un cittadino del mondo? Oppure un apolide, un orfano in realtà? In realtà parto, piglio il biglietto, vado in un B&B, poggio le chiavi e cammino a piedi. E mi annoio. Ecco, questa è la mia vita. Parliamo ora degli Oscar. Che ne ha pensato? Cosa ha pensato quando le hanno fatto vincere il premio Oscar? Cosa ha pensato? In realtà non ci ho capito niente. Anzi, ho pensato, questa è che hanno sbagliato persona. Perché non. Cioè, non lo so, infatti disse, ma chi è questa cosa? Non ho capito che cosa fu. C'è l'Oscar, mamma mia.